Adesso un momento particolare con un ospite che manca dai teleschermi da diversi lustri. Questa sera è venuto a trovarci nonostante l'influenza incombente, però non poteva mancare ad un appuntamento importante qui a Canicattini Bagni per la finale di Anima e Core. Signore e signori, è con noi Gianni Frontini! Ciao a tutti, ciao. Mamma mia. Gianni! Ciao. Quanto tempo! Venivo a Canicattini quando avevo 20 anni, ho fatto un sacco di spettacoli in piazza. Ti dà fastidio la luce? luce? Si ricorda, sì, perché lascia stare. Vabbè, per motivi televisivi. Non so se qualcuno si ricorda di me, ma io ho fatto diversi spettacoli con il complesso I Marini, se allora facevo Adamo, Gianni Morandi. Poi chi è? Questo è un tuo successo immemorabile. Notte Marinara. Notte Marinara. Questo è un brano che mi sta dando molte soddisfazioni. E poi da 2 anni l'ha preso la Rai. Infatti se leggete www.rai.it, cercate Gianni Frontini cantante napoletano e trovate questo brano. E pure su internet, va bene? Un bellissimo brano comunque. Voglio fare appunto un saluto all'autore che purtroppo non c'è più, e nemmeno il maestro Edoardo Alfieri, che sono volati sopra di noi. Comunque ci ascoltano sempre. Io vi ringrazio soprattutto a tutti voi e a Salvo che mi ha invitato questa sera, però io sono un po' influenzato, sono senza voce, però ci tenevo perché lui mi ha invitato dal primo giorno di venire qua e io ci volevo venire perché manco quasi da 20 anni da Siracusa. Sono stato a Napoli, poi sono stato a Rimini perché c'è una figlia sposata lì a Rimini, va bene, e ci tenevo a essere qua. Purtroppo affettuosamente la malattia insistito e lui non ha saputo dire no. Ma non potevo mancare. Bottaro. Io con Salvo abbiamo fatto un sacco di spettacoli, ma veramente un sacco, tu lo sai. Lo sai che io ti voglio veramente tanto bene, Gianni. Chiamami papà. Gianni, adesso noi dobbiamo renderti omaggio con un prestigioso premio che ti sarà consegnato direttamente dalle mani del nostro primo cittadino, il sindaco Paolo Amenta. Sindaco di Canicattini Bagni, buonasera sindaco, consegniamo il premio a questo grande, immenso artista Gianni Frontini.